Ciao, mi dai 30 secondi per dirti una cosa importante? Sì, proprio tu che da casa ci stai guardando con attenzione e ci critichi anche sul nostro modo di fare informazione. Questa è la poltrona libera, la poltrona del nostro telespettatore, cioè proprio di te, te che sei il protagonista, te che col telecomando ci puoi, come si dice, mandare a casa o darci la possibilità di essere qui. Vuoi fare informazione anche tu in modo chiaro e trasparente? Allora prendi il telefono o mandaci un SMS, poi ne parleremo. Se ti interessa, noi siamo qua, eh. Ciao. Canal Furlan, la To Television, Gruppo Medie Triveneto, 5 Televisions, oltre 30 anni di esperienze a vostra disposizione. Clamate il numero in sovraimpressione per informazioni e per fare alcune domande. Noi siamo e vuotris. Canale Scolmatore del Tresemane, ci troviamo in località via Bariglaria, dovrebbe portare avanti la sua funzione, tuttavia è pieno di alberi all'interno e secondo lei ciò comporta un rischio soprattutto in occasione delle bombe d'acqua, perché? Perché chiaramente, può, esondare e tutto il lavoro fatto e la spesa pubblica fatta per costruire questo manufatto, andrebbe gettata al vento, quindi sono soldi pubblici buttati alle ortiche. Allora bisogna secondo me fare una manutenzione ordinaria, quindi tagliare gli alberi, le erbacce che ci stanno crescendo, in modo tale che, appunto i lavori hanno avuto un senso, perché son stati spesi parecchi milioni. E questo canale è stato costruito qualche anno fa e a distanza di pochi anni vediamo che la situazione è in questo stato. E ho preso contatto anche col consorzio Ledra Tagliamento, con il presidente, che mi ha detto che la manutenzione spetta al consorzio, ma i fondi dovrebbero arrivare dalla regione. Quindi si mettano d'accordo, ma comunque devono risolvere questo problema. E in questa laterale di via Bariglaria si trovano anche molti rifiuti gettati alla rinfusa e ci sono anche rifiuti particolarmente pericolosi. Sì, si può notare, come lei sta filmando, si può notare questo accumulo di rifiuti, c'è anche dell'Eternit e da notare il fatto che qui c'è passato il comune, ci ha messo un bel nastro colorato, ma io dico, in presenza di Eternit non si mette solo un nastro, ma si provvede immediatamente alla rimozione di questi rifiuti, anche perché in questa stradina di campagna, vicina comunque alla via Bariglaria, passano bambini, eccetera, eccetera, anziani, signore, ecco, insomma, bisogna pulire questa zona, assolutamente. Ci troviamo in via Parma dove si vedono delle erbacce, delle griglie spostate perché forse la ghiaia non è abbastanza, insomma lei segnala che c'è degrado in queste strade. Sì, questa strada è stata, diciamo, inaugurata nel mese di febbraio-marzo del 2014, quindi molto recente, e già si nota un degrado perché nei parcheggi pubblici crescono le erbacce e le griglie che dovrebbero tenere ferma la ghiaia sono tutte divelte, come si può notare dalle riprese. Quindi dico, o i lavori si fanno bene o non si fanno, o perlomeno si viene a vedere in che stato è questa strada. Convegno sulla psicopedagogia dello sviluppo con alta partecipazione, quali le nozioni che possono servire ai genitori e agli educatori che emergono nell'incontro odierno? Abbiamo il piacere di ospitare lo psicologo Matteo Faberi della Lombardia che terrà un interessante corso appunto sulle tappe della crescita del bambino. Importantissimo per gli operatori, per i genitori e per gli educatori capire qual è lo sviluppo tipico per poter intervenire poi anche sulle difficoltà tipiche dell'area degli autismi. Quindi oggi un'importante occasione per una sessantina di persone per poter migliorare le loro competenze. Perché a livello nazionale e locale, per quanto concerne l'educazione e la formazione, ci sono tuttora delle lacune. Purtroppo ancora in Friuli Venezia Giulia, nonostante la fiducia che l'assessore Telesca, che dobbiamo ringraziare, e anche il dottor Sciaurli che ha permesso al nostro centro di avere finanziamenti
diciamo ha un impatto positivo sul territorio della provincia di Udine, c'è una mancanza generale di una organizzazione dei servizi, della formazione, manca completamente un osservatorio per stabilire qual è il numero delle persone con autismo in regione, ma soprattutto per poter dare loro i servizi che mancano sul territorio. Che tipologia di servizi e risposte può dare al momento il territorio? Il territorio può dare risposte a macchia di leopardo, una è la realtà di Progetto Autismo, una realtà voluta da genitori, gestita da genitori in totale gratuità, e questo evidentemente è un piccolo passo verso una sistematizzazione di servizi che deve essere strutturata in sinergia con la Regione, con le aziende sanitarie e con gli ambiti dei comuni. La Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia prosegue con le sue mostre all'interno della Via del Monte, della sede centrale, e abbiamo Rosanna Morettin con le sue tele. Astratto, vedo, ma intenso, direi anche. Diciamo Morettin. C'è una base comunque di figurazione, c'è sempre la figurazione. A cosa si ispira lei alle sue opere? Da quello che si vede, da quello che abbiamo attorno a noi, in sostanza colgo i punti di vista particolari che poi sviluppo e si cerca, si spera di produrre un'opera d'arte. Perché dice si spera in questa maniera? Beh, perché la pretesa di produrre opere d'arte, insomma, bisogna controllarla. Senta, lei, però ovviamente è un po' di anni che riesce ad essere su questo panorama artistico della nostra regione. Ecco, quali prospettive potrebbe avere ancora? Beh, io sono contenta così, sono contenta, quello che ho prodotto, quello che ho fatto, a prescindere dalle cose più importanti che sono mie cose importanti, ecco, quest'arte mi compensa sufficientemente. Ecco. Lo stile, quindi, cosa usa per le sue opere? Olio su tela, sì. Essere all'interno di un istituto bancario perché normalmente un artista va in galleria. Sì, ma succede anche in questi contesti, succede. Quindi lo accoglie con soddisfazione. Perché no? Certo. Ma Rosanna Morettin, essendo friulana, ha avuto anche un periodo importante nella capitale, a Roma. Che periodo è stato quello anche per l'arte? Uno dei più belli della mia vita, sotto tutti gli aspetti. Ma perché? Non che non mi piaccia il Friuli, che non mi ci trovi bene, anzi sono friulana, sto bene, quando noi scopriamo la gente friulana scopriamo delle cose preziose, questo mi sta bene, però vuoi la gioventù, vuoi i bambini piccoli, vuoi l'esperienza artistica, Roma è stato un bel periodo. Anche nei tuoi quadri si vede questo periodo romano oppure no? Si potrebbe. Dobbiamo andare a scoprirlo allora. Sì. Abbiamo detto appunto con l'artista Morettin che le sue opere sono olio su tela. Di norma qui vedevamo delle sculture. Ecco, è un cambiamento, ma è giusto perché l'arte è veramente molto varia. Il connubio tra arte e banca è un connubio che la Cassa di risparmio ha già sperimentato in passato, è comunque un momento di vicinanza ai nostri clienti e è un modo, diciamo, per la banca di condividere anche delle opportunità nei confronti dei nostri clienti e allo stesso tempo di rendere loro la possibilità di godere, diciamo, dello spettacolo artistico. Assessore Vello, questo pomeriggio, per approfittare anche della clemenza del tempo, siamo in autunno ma fa un caldo agostano, avete deciso di organizzare questa bellissima manifestazione dedicata ai più piccoli e anche ai meno grandi, come si dice. Insomma, sta di fatto che siete sempre attivi.
Noi ne inventiamo sempre una e anche oggi con questo meraviglioso tempo estivo abbiamo pensato di inventarci questa bellissima festa con spettacoli circensi, giochi gonfiabili e quant'altro per i bambini dai 0 ai 90 anni, per tutti i bambini. Abbiamo sottolineato anche i meno grandi. Per tutti, è una festa per tutti, per i papà, per le mamme, per i nonni e soprattutto per i protagonisti che sono i nostri bambini, i bambini di questa bellissima comunità di Rivignano Teor. Senta, anche poter approfittare, no, di queste bellissime giornate di sole per dire che la campagna friulana, insomma, no? Ci regala questa inconsueta estate autunnale, bellissima, una bellissima giornata, non potevamo essere più fortunati e scegliere un pomeriggio migliore di questo. Ecco, noi per esigenze televisive abbiamo un po' anticipato la nostra presenza sul posto, però abbiamo visto che la gente ha risposto. Ha risposto assolutamente, non poteva far altro perché abbiamo degli spettacoli bellissimi in programma di tipo circense, con il fuoco, ricostruzioni di esecuzioni medievali, poi abbiamo i labirinti, abbiamo i giochi, tutte le associazioni che si dedicano nel nostro comune, nel nostro bellissimo territorio ai bambini, oggi sono qui presenti in piazza e collaborano insieme, condividono questa bellissima esperienza e regalano ai nostri bambini una giornata indimenticabile. Insomma, la friolanità che si sposa a 360 gradi. Ma noi siamo abituati a fare queste cose in modo corale, in modo condiviso e riescono sempre bene. Perché possiamo dire che Rivignano Teor è un marchio di fabbrica? Ormai è un marchio di fabbrica, siamo DOC. Sì, origine controllata. Diciamo di origine comunale. Di origine comunale, va bene, porta bene. Che gioco è questo? Questo è l'hockey. L'hockey su ghiaccio? No. Su tavolo? Su tavolo. Facciamo vedere con un... Facciamo vedere, un altro volontario. Ha presente quello nelle sala giochi? Sì. Così. Ah, come quando si giocava da bambini? Esatto. Sono proprio volti a ricreare i giochi di una volta. Posso giocarci anch'io? Certo che si può Facciamo giocare. una partita? Certo. Stia lì che facciamo una partita, proprio in presa diretta. Allora guardate che roba, Dov'è il... passami il... Ecco. Ecco lo stantufo, attenzione, gentili telespettatori, sta per iniziare il match, di fronte abbiamo la squadra gialla del Rivignano Teor. Rivignano Teor contro Dolegnano Comune Internazionale, attenzione, il tiro deve far di sponda, no? Sì. Devo fare di sponda, io faccio così, attenzione, tattica del contropiede, palla lunga e pedalare. Guardate che tiro, anche il tocco di... Devo aspettare il fuori gol. La classe non è acqua. Possiamo dirlo? Senti, ma che gioco stai facendo? No, stavo costruendo un tangram. Prego? Un tangram stavo costruendo. Per i non addetti ai lavori cosa significa? Bisogna costruire una figura con questi pezzi e basta. E dopo cosa si vince? Niente. Tanto per passare il tempo. Tanto per giocare. Ti lasciamo al Tangra? Ok. Bene, grazie. Allora, spieghiamo che non si tratta di una riunione del Parlamento, ma bensì... Assolutamente no, buon pomeriggio Omar, buon pomeriggio a tutti. E che dire, finalmente tutti assieme, in collaborazione col Comune, siamo riusciti a organizzare questa giornata, è un evento per tutti i bambini e punto e virgola, è davvero felice di essere riuscita in questa missione, davvero forse o quasi impossibile. Senti, poi la giornata si sposa, no? Scusami, non ho capito. Ho detto la giornata si sposa. Assolutamente sì, siamo stati fortunati anche per quanto riguarda il tempo, quindi insomma affinché tutto vada bene ci ha graziato anche il tempo. Perfetto, ti lasciamo in compagnia dei tuoi amici. Andiamo a sentire lei invece cosa fa di bello. Cosa fa di bello? Palloncini, sculture coi palloncini. Bene, per i bambini. Per i bambini. Anche quelli grandi o solo quelli piccoli? Grandi e piccoli, di tutte le età. Andiamo al DJ, come va? Sì, tutto bene, cominciamo la serata, Bene, sì, il pomeriggio e speriamo che vada, che il tempo tempa. Andrà? Ma se il tempo tempa, lei Sì, dà il tempa. tempo? Sì, che il tempo tenga e boom, insomma, speriamo. E allora spariamo la musica con Aretha Franklin. Non sento. Salutiamo Don Paolo. Allora, Tiziana Cosmi, speaker d'eccezione.
Ciao Omar, ciao a tutti quanti, benvenuti al Circus Day. Oggi sarà una giornata di grande divertimento per tutti i bimbi da 0 a 99 anni. Assisteremo a spettacoli di tutti i tipi organizzati dalla collaborazione di molte associazioni di Livignano e anche di fuori. Quindi ricordiamo innanzitutto Punto e Virgola, promotrice e organizzatrice dell'evento, che collabora con gli Anima Sogni, che presenteranno anche il loro percorso di speranza Anima Hoffnung e organizzeranno diversi balli di gruppo e uno spettacolo di magia grazie al Mago Giau. Avremo inoltre il gruppo Giovani di Livignano, da sempre molto attivo in tutte le manifestazioni del paese, no? Per organizzare e dare il loro contributo alla riuscita di tutte le manifestazioni del nuovo comune di Livignano Teor, che proporranno giochi con il legno molto fantasiosi e molto diversi da quelli che finora sono stati provati da tutti i bambini. Abbiamo inoltre un'associazione di Udine che si chiama il Circo all'Incirca e che presenteranno spettacoli circensi, dando anche la possibilità a molti bambini di provare, sperimentare questi giochi e diventare a loro volta dei piccoli artisti. E naturalmente non dimentichiamo il Cerchio della Vita Onlus, che propone diverse golosità, abbiamo dei buonissimi popcorn, le patatine, il caffè per le mamme e il papà e gli amici dei gonfiabili, dove i bambini potranno saltare e divertirsi insomma tutto il pomeriggio. Non resta che divertirsi. Come? Non resta che divertirsi. Non resta che divertirsi, tutti insieme soprattutto. Nel nuovo comune di Livignano Teor una grande festa per i bambini da 0 a 99 anni. Signor Sindaco, se io le dico patto di stabilità, lei cosa mi risponde? Beh, dico che per noi è solo un brutto ricordo, nel senso che dal 1° gennaio di quest'anno, grazie alla fusione tra Rivignano e Teor, è nato il nuovo comune di Rivignano di Teor e per effetto di una legge nazionale è esente dal patto di stabilità per 3 anni e questo per noi è molto positivo perché ci permette di fare tantissime cose che prima non potevamo fare. Possiamo dire insomma che queste fusioni tanto bistrattate da parte di qualcuno alla fine servono per rilanciare anche i lavori, i servizi sul territorio. Certamente, difatti quest'anno e anche adesso ci sono almeno una decina di cantieri in giro per il nuovo comune che sono potuti essere stati finanziati grazie alle economie che abbiamo ottenuto unendo i due comuni e grazie anche agli spazi finanziari che abbiamo liberato appunto con questa operazione, quindi sicuramente i risultati si cominciano a vedere. Vedere ma soprattutto mettere in pratica. Sì, certamente, soprattutto mettere in pratica sia opere pubbliche ma anche azione quotidiana. Fino all'anno scorso anche per noi di Rivignano di Teor come per tutti gli altri sindaci in Friuli e in Italia erano lacrime e sangue. Quest'anno invece cominciamo a poterci prendere qualche piccola soddisfazione, noi come amministratori ma soprattutto i nostri cittadini. Se le parlo degli ATO, lei cosa mi risponde? Ma è in itinere, diciamo così, la Regione sta elaborando già da mesi una proposta di riforma delle autonomie locali e propone questi ATO che sarebbero queste famose mini province, ma in realtà se i 3 livelli, regione, provincia e comune, che esistenti sono troppi e si decide di togliere le province, la soluzione è semplicissima, restino solo la regione da una parte e i comuni dall'altra, senza introdurre in mezzo un insieme di organismi confusi che poi determineranno solo costi e peggioramento di servizi. Soprattutto c'è il rischio, come ha detto lei, di creare dei doppioni inutili. Dei doppioni e anche dei triploni, perché in realtà per ora sono solo proposte, ma ce n'è una già approvata dalla Giunta regionale che addirittura moltiplicherebbe i livelli di gestione da 3, che erano troppi, e se 3 erano troppi, anziché andare a 2 come la logica farebbe supporre, da 3 vanno a 4, perché ci sarebbe la regione, poi ci sarebbero questi ATO mini province, poi ci sarebbero dei sotto mini province e poi ci sarebbero finalmente questi poveri comuni sotto tutto. Ma la minestra cambia ma il sapore resta? Il sapore resta, ma il rischio è che resti ancora peggiorato, più rancido di prima e quindi in questo caso è meglio non fare niente piuttosto che peggiorare la situazione già non buona esistente. Chiudiamo questo appuntamento di Guarda che Stella per segnalarvi venerdì 10 ottobre al Morarat con la cena medioevale rinascimentale con antiche ricette locali rivisitate alla maniera del Morarat, il maestro come sempre Gennaro. In apertura il benvenuto in salsa viola, poi a seguire la frittata verde, la zuppa del viandante, il fritto di Giulietta e la diorola degli innamorati. Il tutto con l'animazione del Mago Giau.
Per informazioni potete chiamare lo 0432 776335 oppure rivolgersi direttamente da Gennaro al Morarat. Un'occasione da non perdere, venerdì 10 ottobre 2014, ma si torna nel 1500 al Morarat, mi raccomando. L'Udinese rallenta la sua corsa al Friuli con il Cesena. La squadra di Stramaccioni si fa agguantare con uno sciagurato calcio di rigore procurato in recupero da Widmer su Rodriguez, trasformato da Cascione. Dopo aver accarezzato la vittoria e l'idea di sedersi almeno per un'ora, invetta la classifica con Juventus e Roma. In un paio di occasioni compie il miracolo Karzenis, mantenendo inviolata la propria porta. L'Udinese si sblocca grazie a un grandissimo gol di Bruno Fernandes. Il Cesena è stato bravo nell'applicare alla perfezione il nuovo concetto di catenaccio, senza fare barricate, palla alla viva al parroco. L'11 di Bisoli ha imbrigliato tutte le manovre d'attacco friulane, anzi in qualche occasione ha reso difficile il pomeriggio di Karzenis e compagni. Nella ripresa la truppa Strama Dechi ha aumentato il ritmo con gli inserimenti per vie centrali di Allan e Guilherme e lo sfruttamento delle corsie laterali, e qui è arrivato il gol del vantaggio che ha portato l'Udinese fino alle 16:47 in paradiso. Poi il patatrac. È vero, alla fine rimane l'amaro in bocca per come si è conclusa la partita, il rigore di quelli anomali ma da regolamento. Widmer ha sfiorato Rodriguez, questi si è capottato a terra come investito da un carro armato. Però i difensori sanno bene che le mani non si usano in area di rigore, soprattutto se marchi un furbacchione. Della serie, se lo ha fischiato ci stava, se non lo fischiava era meglio per noi. Nessuna ladrata, solo che bisogna stare lucidi fino al triplice fischio finale. Alla fine una cosa è certa, siamo sulla buona strada. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.